Va ora in onda la rassegna stampa. No, guarda, vai pure sul mio computer, su questa locandina, perché è più interessante da inquadrare. Oggi voglio cominciare la rassegna stampa parlando di Bagna Cauda, che uno si chiede, ma Sammy Varin, non c'hai proprio nient'altro a cui pensare? Non sappiamo neanche cosa sia. Beh, ci hanno invitato alla festa della Bagna Cauda, la Lega di Grugliasco, siamo in provincia di Torino, ma raggiungibilissimo da Milano, ragazzi, un'oretta e si è lì. La Bagna Cauda del 7 febbraio alle ore 20, grazie alla Pro Grugliasco, e la Lega ci ha invitato a questa Bagna Cauda, grazie a Nunzia Risicato, che ben conosciamo, è storica, leghista, antipasto di salami misti e formaggi. Poi c'è questa Bagna Cauda, cercatela su Google, non vi spiego cos'è, ma è qualcosa che va assolutamente provato. Poi chiaro, se provate la versione potente a casa la sera è meglio che non ci torniate, ma potete scegliere in alternativa agnolotti di magro, burro e salvia, poi dolce, vino, acqua, caffè, soltanto 30 euro con il biglietto della lotteria incluso. Abbiamo deciso di andarci. Ve lo dico subito, ci sarà anche lo staff di Radio Libertà. Noi ci siamo, ci hanno invitato e che facciamo? France, non ci andiamo. Ma anche un romano come te si piega davanti a questi inviti, allora diciamo sì, molto volentieri, quindi grazie amici di Grugliasco, grazie alla Lega di tutto l'Interland e se sarete in zona, sì, a febbraio, il 7 febbraio è un sabato sera ore 20, si cena a base di Bagna Cauda, Potenza, via i vampiri, non ne vedrete più neanche uno di vampiro. Buongiorno, buongiorno, sono proprio io, Sammy Varin, sì, in versione di mercoledì con Roberto Salis alla chitarra. Tiramelo su, fammelo sentire, France, tira sul cursore, vai con Salis, sentilo. Cioè, questo ha una pazienza, mentre io leggo tutti i quotidiani del giorno e lui mi suona la chitarra. Grazie Roberto Salis, che sentite ogni sera all'Ullapalooza di Milano in Corso Como. È una bella base anche per conversare, per cenare, per bere qualcosa, e il consiglio del Sammy Varin è di frequentare questi locali. In questo caso Corso Como è il salotto buono di Milano, dove ci sono sesso, droga e rock and roll, ma anche bei locali, e quindi non escludiamo a priori quella zona. L'importante è andarci in compagnia. Il buongiorno si sente dal Varin. Già, rassegna stampa. Che cos'è la nostra rassegna stampa? Ve lo dico subito, ci sono ogni giorno nuovi ascoltatori, anche perché magari ricevono magicamente la notifica su Facebook, su YouTube, che siamo entrati in diretta ogni mattina dalle 7.30 alle 9.30 e poi ancora dalle 11 a mezzogiorno. Sammy Varin, storico speaker, mi autoelogio, che fa radio fin dalla fine degli anni 70, quando era bambino, va in onda con il punto della situazione notizie. Vi metto sul tavolo quelle che sono le annotazioni principali a giudizio di Radio Libertà, in modo da poterne conversare poi con parenti, amici, militanti, e per i leghisti duri, ma anche semplicemente per chi ancora mangia pane e politica, perché crede ancora nella buona politica. E sono qui per convincervi che la buona politica ancora esiste. Sia a destra che a sinistra, non faccio differenze. E infatti vi invito a conversare con me attraverso un messaggio WhatsApp, anche audio o video se volete, inviandolo al 340 67 09 659. Siamo l'unica rassegna stampa al mondo che facciamo in diretta con voi. Quando leggo una notizia che vi piace, che non vi piace, e la volete commentare in diretta, mi fate un messaggio 340 6709
659, con un grande ciao naturalmente anche a tutti gli amici che non ci seguono in diretta ma poi in differita sulle varie piattaforme, giustamente sbirciano che cosa c'è di nuovo nell'agone politico e non soltanto da parte di Radio Libertà, che dice notizie che molto spesso gli altri nascondono. E il lavoro di questi giorni è sempre più difficile perché si è inondati di notizie che riguardano l'Iran, ad esempio. La notizia della notte è che Trump incita le piazze in Iran. Guardate qua sul sito del Corriere della Sera: Trump incita le piazze in Iran, prendete il controllo, stanno arrivando gli aiuti. E siamo tutti qui a cercare di capire di quali aiuti si parla. Inizialmente potrebbero non essere aiuti militari, ma tant'è, giustamente tutti i quotidiani hanno cominciato a parlare di questa notizia, di ciò che sta avvenendo in Iran, anche se il centrodestra fa qualche battutina verso la sinistra dicendo: ma come? Neanche una manifestazione, neanche una piccola flotilla, che hanno tante coste, parecchio mare intorno, gli amici dell'Iran, e quindi sai è un casino anche lì, no? No, si stanno organizzando comunque. E di questa notizia dell'Iran vi dico particolare, ne parlano molto anche i quotidiani locali, cioè che ne so, vado in Campania, Il Mattino di Napoli, la notizia principale: Iran, Trump incita la piazza, e cose che raramente abbiamo visto perché normalmente un quotidiano locale parla di notizie locali, e quindi si sta anche un po' riconoscendo quello che sta accadendo in Iran, la gravità della situazione. Cioè guarda la Sicilia, Iran, l'orrore degli ayatollah, uccisi almeno 12.000 attivisti, ma proprio notizia principale. La Gazzetta del Sud, orrore in Iran, anche qui 12.000 morti, ucciso uno studente di Unime. E per dirvi, sta per accadere qualche cosa in Iran, noi ne siamo contenti sinceramente, però come al solito c'è apprensione anche per queste modalità a volte un po' troppo sbrigative di Trump. E questa è sicuramente la prima domanda che Sammy Varin vi fa al 340-6709-659. State condividendo questo modo sbrigativo di Trump di sistemare alcune cose? E da una parte sì, da una parte no. Lo vorreste un Trump? Ci vorrebbe un Trump anche in Italia? Qui siamo piuttosto moscettini, diciamolo, però forse la democrazia, ma 340-6709-659, signori. Il bello è che anche se per caso ci avete trovato tra le tante radio che ormai ci sono nella banda DAB, ricordate, schiacciate DAB sulla vostra autoradio e scoprite nuovissime radio tematiche che fanno musica nel modo più diverso possibile, jazz, rock, country, ma anche molte radio parlerine che parlano tanto, e tra queste c'è sicuramente Radio Libertà, e siamo quelli che parlano di più e che magari vi fanno anche un po' arrabbiare. Non posso che essere felice di questo. Sto guardando su Repubblica l'apertura del sito elettronico, anche qua Iran, 12.000 morti nelle piazze, il peggior massacro di sempre, e scatta l'ora dei rastrellamenti, con Trump alla popolazione che dice aiuti in arrivo. Teheran lo accusa dicendo cerca una scusa per attaccarci. Tuffiamoci nei quotidiani oggi in edicola. Oggi però io parto con Libero, signori, secondo me molto molto pieno di emozioni, ripieno di argomentazioni che ci stanno e che sono sicuro vi possono interessare. Perché? Perché probabilmente portano voi verso una notizia che cercate e che magari difficilmente si trova in giro. E a me fa piacere naturalmente anche quando mi segnalate voi stessi quotidiani, sempre utilizzando il 340 6709
659. Libero questa mattina apre con una sentenza horror avvenuta a Brescia. Non è giustizia. 5 anni a chi stupra bambine. Lo sappiamo, è quella giustizia fantasiosa di giudici che interpretano determinate regole o che fantasticano, secondo me, si sognano di notte determinate sentenze. Un richiedente asilo violenta una piccola di 10 anni nel centro profughi, ne avevamo parlato, lo sconto alla condanna con rito abbreviato, lei fu costretta ad abortire. Questa è la notizia principale che tra poco approfondiamo proprio sul quotidiano Libero. In centropagina però si ritorna a parlare del disastro, della tragedia di Crans-Montana, Lady Moretti da Cannes fino a Crans, ecco la storia. Poi il deputato Giannini, risarciremo tutte le vittime, e tanti particolari su questa tragedia, non soltanto sul quotidiano Libero, ma anche e soprattutto sui giornaloni, dal Corriere a Repubblica, e cominciano a trapelare tanti racconti dei giovani che si sono in qualche modo salvati dall'incendio, cose terribili che però, se volete approfondire su Crans-Montana, ce n'è veramente di tutto e di più su tutti i quotidiani. Di spalla però si torna a parlare dell'Iran, la mattanza del regime, scrive Libero, l'Iran islamico fa 20.000 morti, l'avviso USA, siamo pronti. Più interessante ciò che avviene nel nostro paese, social e silenzi di Greta e soci, soccorso pro-Pal agli Ayatollah. Ne parliamo tra poco. L'Unione Europea paga ai Rom tennis e concerti, e voilà, questo è pane per i vostri denti, lo so. Voi che avete capito che c'è un magna pazzesco per integrare questi benedetti Rom, ma non soltanto, anche sinti, camminanti e immigrati che arrivano nel nostro paese ormai sicuri di poterla fare franca in qualunque situazione. Beh, sappiate che l'integrazione è a spese nostre, ma magari ci fosse integrazione, il problema è che non avviene praticamente mai. L'Unione Europea paga ai Rom tennis, concerti, corsi. Io scherzo ogni tanto che anche qui in Italia gli facciamo fare i corsi di cucito agli immigrati, no? Ma gli insegniamo anche a sciare, chissà mai, magari diventano tedofori il prossimo giro. Anche sulle Olimpiadi c'è una polemicuzza perché alcuni tedofori che avrebbero voluto fare i tedofori e sono campioni magari del mondo di sci, sono stati esclusi ed è stato inserito l'uomo gatto a fare il tedoforo. Oh, io l'ho intervistato l'uomo gatto, è simpaticissimo, eccetera. Però che cazzo c'entra fare il tedoforo? Io personalmente ho visto anche qualche cantantino inserito da fare il tedoforo che dice cavolo, cioè, però sai, sono personaggi poi che hanno un seguito incredibile, amatissimi magari anche da mia moglie, e come faccio a dire di no? Tranquilli, oggi arriva Alessandro Morelli alle 9 e promesso gli farò anche questa domandina, visto che ormai siamo sotto il mese, conto la rovescia, signore e signori, per le Olimpiadi, manca pochissimo e ho cercato dei biglietti. Mia figlia è appassionata di pattinaggio su ghiaccio, pattina da anni, ho cercato dei biglietti qui a Milano per la giornata, le giornate dei pattinaggi, niente, zero, non ce n'è neanche mezzo. Tu dici, Sammy Varin, sei ammanicato, non ce n'è proprio, niente da fare, forse è meglio guardarlo in televisione, Tabata, dai. Siamo sempre sul quotidiano Libero, un'altra cosina carina, questa volta del nostro direttore di Radio Libertà, Giovanni Sallusti, che vedete spesso anche in vari programmi televisivi. Oggi ci parla in un articolo della resistenza al woke e dei 65 anni del Ken di Barbie. Well, Barbie Girl, l'avete visto sicuramente il film, non dite di no, anche voi che avete 70 anni, è una roba da vedere solo per cultura. Bene,
sono 65 anni del Candy Barbie. Io personalmente ho sempre tifato Big Jim, quello che gli schiacci la schiena e fa yeah, yeah col braccio destro. Ma c'era anche Ken, lo so che molti di voi non so se sia una diatriba tipo comunisti e fascisti, però io ho sempre preferito il Big Jim. C'era anche Big Jeff, sì, e c'era anche quello. Mi dite chi altro c'era? 340 6709 659, rievocatemi qualche vostro ricordo che vi ho sbloccato. Beh, Giovanni Sallusti oggi su Libero scrive: i 65 anni del Candy Barbie, lei cambia, lui è immutabile, e staremo a vedere come cambia lei. È cambiata moltissimo, anche perché ci sono vari tipi di Barbie. L'ultima è quella che ha provocato varie polemiche, e anche qui, signori, tra poco vado a informarvi e devo dirvi tutto subito. Sì, lo faccio. E no, perché so che poi giustamente uno dice dai, leggi Libero, lo tieni sempre per la fine. Proprio per questo stavolta io voglio aprire il quotidiano Libero con voi e girarne qualche pagina. Il bello di questa rassegna, signori, tutto gratis, signori, vi do le informazioni essenziali di ogni pagina, poi decidete se magari quando fate una passeggiatina fuori o uscite per andare al lavoro volete fare questa azione che magari non fate da mesi se non da anni: fermarvi in un'edicola, provare di nuovo l'emozione del sapore della carta. Sì, perché a volte si può anche assaggiare. Che buona questa carta. L'odore della carta, e sedersi sul water ancora con in mano un quotidiano. Da quanti anni che non lo fate? Io avevo la pila di Topolini, ma anche Braccio di Ferro, Geppo, Nonna Belarda in bagno. So che ogni tanto era così alta che cadeva giù tutto, un casino. Mio padre aveva, Gente Viaggi, Quattro Ruote, tutte quelle cosettine lì, e insomma, infatti quando il cesso di casa è uno solo si creavano code infinite. Ricominciamo con questa pila. Mio zio invece, che era un universitario, aveva la pila delle tesi da controllare, sempre in bagno. Dice no, non faccio nomi, sto scherzando, naturalmente. Questa è una rassegna stampa spirituosa per strapparvi un sorriso anche a voi pidini che scegliete la concorrenza al posto che stare su Radio Radicale o Radio Popolare. Chissà perché, non l'ho mai capita sta cosa. In molti che non condividono il pensiero di centrodestra ascoltano Sammy Varin, anche un po' per amore, perché faccio radio da quando ero bambino e sicuramente avete sentito la mia voce a volte mentre studiavate o facevate finta di farlo al liceo, e io facevo peggio di voi perché ero in radio al posto che essere a scuola. Bene, vedo che ci stiamo trastullando con cose che non c'entrano niente. Allora io vado a pagina 2 del quotidiano Libero, perché trasparenza e quote, perché la campagna per il no alla riforma viola lo statuto ANM. Se siete interessati, lo sapete, si è decisa la data, ma non va mai bene niente, ragazzi. E sì, perché loro stanno facendo un referendum per cambiare altre cose, e insomma c'è polemica anche su questo. Mentre a Torino c'è l'imam che fa campagna contro il governo. A proposito sempre di referendum per cambiare la giustizia, ve lo ricordo, non è referendum per il Pinco Pallo, è per cercare, adesso dico una cosa sbagliata e me la rimangio subito, di dare una regolata a certi giudici, ma non l'ho mai detta, non è vero, non sono d'accordo su questa cosa, torno indietro. Fatto sta che a Torino c'è un imam che fa campagna contro il governo. Faccio campagna, con un video. Il predicatore anti-Israele Brahim Bayah invita i musulmani a votare no al referendum sulla giustizia. Cioè, ci mancava l'imam a fare campagna per il no alla riforma della giustizia. È spuntato questo Brahim, famoso per le sue posizioni anti-israeliane, e il portavoce della comunità musulmana a Torino, gestore della moschea Taiba di via Chivasso, ha invitato i musulmani a votare no
a questo referendum sulla giustizia che ci sarà, lo ricordiamo, domenica 22, lunedì 23 marzo. È un referendum confermativo. Cosa vuol dire? Che non c'è la paura di quanti andranno a votare, quindi anche se ci si va in due, chi prende più voti vince, così come dovrebbe essere secondo me anche in molte elezioni, subito al primo turno e facciamo chi vince vince, non stiamo lì a fare ballotage di qua, ballotage di là. Fatto sta, essendo il referendum confermativo, chiaro, tutto è più semplice, tutto è più facile, però se ci vanno quattro gatti il valore sì c'è, però uno dice vabbè, non c'è andato un cacchio di nessuno, anche perché la giustizia è uno dei motivi per cui le cose in Italia qui non funzionano, perché troppi giudici e come dicevamo prima estrapolano, fantasticano sentenze senza basarsi sulle leggi, no, basati sulle leggi che però vengono interpretate, fanno gli interpreti, l'esegesi di una legge. Diamo una regolata a queste cose, mica tutti, però quando accadono determinati fatti, come la storia del carabiniere condannato a risarcire il ladro 125.000 euro, tra poco ve ne parlo sulla Verità, anche Salvini ha deciso di dargli una mano perché ha sparato al ladro, e non si può, Carabiniere non spara, Carabiniere sta lì a guardare e le prende, possibilmente viene anche ucciso dal ladro, ma non deve sparare. Santa polenta. Sì, no, mi fermo, qui chiaramente è interessante perché per sapere, insomma, come ormai è un dato di fatto, questa sinistra si sta alleando con il partito musulmano e viceversa, e quindi ne vedremo delle belle alle prossime elezioni. Vai. Pagina 4, Libero. Eccola qua la notizia che è richiamata dal titolo. Stuprò bambina di 10 anni, solo 5 anni, al bengalese. Per il giudice non ci fu violenza, ma solo un atto sessuale con una minorenne che poi abortì. Attenzione, questo è il giro di parole. Il procuratore medita appello, il centrodestra dice non è giustizia, signori. Cioè, per la giustizia italiana, scrive Fabio Rubini oggi sul Libero, stuprare una bambina di 10 anni vale 5 anni di carcere. Così ha stabilito il Tribunale di Brescia, che ha inflitto questa condanna a un povero bengalese, 29 anni, che nell'estate 2024 aveva abusato di una bimba mettendola incinta. I fatti sono avvenuti in un ex albergo di Collio, in provincia di Brescia, che all'epoca era usato come centro di accoglienza per richiedenti asilo e dove la vittima era ospitata insieme alla madre. La sconcertante scoperta venne fatta quando la bambina, a causa di forte mal di pancia, venne trasferita in ospedale, dove gli accertamenti medici rivelarono gravidanza, portarono al successivo aborto. In seguito vennero accertate le responsabilità del bengalese, che, reo confesso, finì a processo con rito abbreviato. Se la condanna lieve ha fatto discutere, a indignare ancora di più sono state le motivazioni che, in punta di diritto, hanno portato il giudice a derubricare il reato di violenza sessuale a rapporti sessuali con minori. Secondo il giudice, insomma, non c'è stata violenza, ma l'uomo ha comunque agito senza che la bambina, vista l'età, potesse essere in grado di essere consenziente. È un gioco di parole che lascia a dir poco perplessi. E qua mi fermo, ragazzi, ma c'è un paginone quest'oggi sul quotidiano Libero, uno dei motivi per cui vale la pena uscire di casa e comprarlo. Se non vi basta, ne parla anche qualche quotidiano comunista questa mattina, quello che è avvenuto a Ferrara, venduta dalla madre a un uomo, 14enne picchiata e abusata, signori, a Ferrara, città della Lega, poi portata via dal suo paese d'origine, venduta a un uomo di 10 anni più grande, picchiata, violentata più e più volte. È la terribile storia di una ragazzina di 14 anni proveniente dall'est Europa, venduta dalla madre a un uomo suo connazionale di 25 anni. Cioè qui l'Italia non c'entra, ci hanno semplicemente usato, perché questo è il ventre molle del mondo, l'Italia.
Italia. La giovane, che insieme al suo aguzzino aveva girato l'Italia per diversi mesi, viveva a Tresignana in provincia di Ferrara e dopo l'ennesima aggressione sabato sera era fuggita di casa. Tutta la storia si racconta quest'oggi sul quotidiano Libero, con Simona Bordonali della Lega che dice: bisogna interrogarsi seriamente sulla proporzionalità delle pene, riferendosi in questo caso naturalmente ai 5 anni dati al bengalese per aver stuprato una bambina di 10 anni. Ancora polemiche per i militari in città. Arriveranno queste polemiche anche ad Alessandro Morelli, che oggi intervistiamo, sottosegretario di Stato della Lega. Alle ore 9 arriva Alessandro Morelli, però sembra che si stia sistemando la cosa, anche perché in Senato si è ricominciato a parlare, Parlamento parlare, e militari in città pare che vadano ancora bene a Crosetto, l'uomo con l'elmetto, che lo vuole dare a tutti voi, l'elmetto, rifinanziare strade sicure. Questo è il trafiletto che appare oggi sul Libero. Perché tutto ciò? La Lega, con il vice premier Matteo Salvini, ieri mattina è tornata a chiedere di mantenere i presidi dei militari nelle città. Ne abbiamo parlato anche qui su queste frequenze, perché come deterrenza a ciò che purtroppo avviene nelle nostre città. D'altra parte, abbiamo anche detto, o meglio voi stessi mi avete suggerito, forse andrebbero cambiate le regole di ingaggio, perché questi militari non possono fare niente in caso di necessità se non avvisare le forze dell'ordine, ma hanno un potere di deterrenza, a mio parere, molto superiore di polizia e carabinieri, che vengono un po' visti, sai, come quelli che danno le multe, che ti fermano per romperti le balle, eccetera. Chiaramente questo non inficia l'amore che abbiamo per le forze dell'ordine, ci mancherebbe altro. Io sono molto contento quando mi fermano per controllare i documenti, soprattutto a una certa ora, perché ho smesso di bere alcol, per cui sono certo che possono farmi tutti gli esami che vogliono, che non ho assolutamente alcol in corpo. Bene, allora, un errore togliere i militari dalle strade e toglierli nelle stazioni, non è il momento, ha detto la Lega, e il ministro della difesa Crosetto ieri ha voluto spegnere le polemiche attraverso un lungo post su X, ve lo leggo: qualcuno ha voluto stravolgere le mie parole. Avevo detto che in prospettiva avrebbe avuto più senso aumentare il personale di strade sicure, ma utilizzando i carabinieri, che sono sempre personale della difesa, e cioè militari specializzati nella sicurezza. La mia idea è aumentare il numero delle persone che presidiano i luoghi più complessi e utilizzare i militari senza toglierne nessuno, finché non ci sarà un numero superiore di carabinieri pronti a sostituirli. Tocca al Parlamento, che è il luogo dove infatti ho chiesto il rifinanziamento di strade sicure nell'attuale configurazione, quindi come vuole la Lega, e dove ho chiesto e chiederò di implementare il numero di carabinieri pronti a sostituirli. Così Crosetto, insomma, che pare che abbia sistemato la cosa, e lo amiamo, in questi casi lo amiamo. Ancora sul Libero, signori, oggi potentissimo, cose che fanno arrabbiare, assolutamente no, anzi ci fa piacere, un po' di soldi spesi per l'inclusione. Pagina 6, Massimo Sanvito ci racconta l'inclusione, chiaramente a spese nostre. Tennis, concerti, sagre, ecco i fondi dell'Unione Europea per i Rom. Dalla Commissione Europea 2,2 milioni di euro per integrare i nomadi, non quelli che cantano, quelli che rubano, quelli che giustamente sono stanziali, sono lì che i nomadi con progetti folli. Sì, praticamente dai tornei sportivi ai corsi sul riciclo dei rifiuti. Loro sono specializzati nel riciclo dei rifiuti, tanto che li bruciano tranquillamente. Sono loro che hanno insegnato, secondo me, nella terra dei fuochi come si lavora. E con l'europarlamentare della Lega Sardone che dice giustamente soldi buttati. Vi leggo solo qualche riga, ragazzi, perché non voglio farvi cadere il biscotto della colazione nella tazza. Quella che segue non è una carrellata di burle, promesso. La premessa, che dovrebbe essere scontata nel giornalismo, in questo caso
caso è doverosa vista la portata dell'oggetto in questione. Purtroppo la Commissione UE tra il 22 e il 27 ha stanziato la bellezza di 2,2 milioni di euro per 9 progetti studiati per migliorare l'integrazione dei Rom in tutto il continente. Fondi a pioggia, una sfilza di associazioni, ovviamente anche italiane, incaricate di coccolare i nomadi col solito miraggio dell'inclusione sociale. E allora, voilà! 200.000 euro per itinerari europei del patrimonio culturale degli Rom, 60.000 euro, di cui un terzo all'associazione Cuore di Calcio di Monteporzio Catone, Roma, per l'inclusione dei Rom attraverso il tennis, 700.000 euro per un progetto che si chiama Migliorare l'accesso ai servizi di salute mentale per i Rom. Interessantissimo. Oh, si va avanti ragazzi, no, si va avanti. Non posso andare avanti, c'è la pausa, però vi assicuro c'è un paginone divertentissimo, se non fosse un dramma, perché sono soldi effettivamente, come dice la Sardone, buttati per integrare i Rom. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Che canzone era? Che pezzo era? Dai, difficile, perché lui comunque è un genio, ti trasforma, ti gezza, ti prende, ti gira, ti torca. Si chiama Matthew Lee, Matev con il TH Le. Questo era un tributo a Ennio Morricone. Se vi piace il genere, soprattutto il piano, Matthew Lee è da seguire su YouTube. Scrivete Matev Le e vi salta fuori tutta la sua produzione. È bravissimo, in gambissima, e soprattutto quei nomi che difficilmente girano sulle radiolone. E sì, perché quella che avete scelto è una radiolina, una radio di nicchia, ragazzi, una radio che campa anche attraverso il vostro sostegno economico. Io ringrazio come sempre gli amici, ma anche i nemici di questa radio, che hanno scelto però di dare una mano a Radio Libertà attraverso il conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà Milano, contributo volontario, ma anche facendo un giro sul sito radiolibertà.net, che scoprirete anche un sito di controinformazione, perché pubblichiamo tanti articoli scritti da articolisti, molti anche di voi, ci date idee, che non trovano spazio sui consueti giornaloni, perché potete immaginarlo, perché scrivono cose magari che qualche editore non condivide. Fatevi un giro,
radiolibertà.net. Se poi volete aiutarci, cliccate su Dona Ora e ci date una mano con una carta di credito, qualunque cifra va sempre bene. Giro di WhatsApp, signore e signori, 340670969. Ciao Sammy, ben ritrovato. Se non è stato riproposto, visto gli sviluppi degli eventi in Iran e il vento che tira antitiranni, vale la pena di rilanciare l'ascolto di quello che è un vero e proprio manifesto contro il regime teocratico di Mehdi Yarrari, il famoso Rosarito, ci dice Massimo da Carcare, che ringraziamo. Lo trovate facilmente su YouTube, Mehdi con il D, con l'H, Mehdi Yarrari, Rosarito, e poi magari se abbiamo tempo ve lo faccio anche sentire. Ciao Sammy, certo che vorrei un Trump, io amo Trump, un leader coraggioso che vuole cambiare gli schemi e spero che ci riesca, a differenza della Meloni che è molto brava a parlare ma non combina un piffero. Infatti non mi pare che la situazione sia anche leggermente migliorata. La Georgia è brava a rimanere in equilibrio e invece qui è necessario intervenire pesantemente, ci scrive la Dani. Buongiorno, è per quella bambina violentata che il giudice ha dato al delinquente solo 5 anni. Bisogna controllare se il giudice è gay e odia le donne. È impossibile 5 anni per una cosa così grave. Maria Teresa. Roberto dalla Brianza, vi era anche il cattivo dottor Bushido, esperto di arti marziali e nemico di Big Jim. Dai, sai che non me lo ricordo, porco cane, me lo sono perso. No, io avevo Big Jim, assolutamente, qualche mio amico Big Jeff, certamente, ma oggi avete visto, ne parla il quotidiano Libero proprio con il nostro direttore Giovanni Sallusti. Ritorniamo proprio su Libero, ma adesso sarò più veloce perché arriva Morelli poi alle 9 e per le 9 devo aver almeno fatto una carellata decente di quotidiani. Oggi, anzi ieri, ci sono stati i tassisti in piazza contro Uber e oggi ci sarà un vertice con Salvini. Ieri sciopero in tutta Italia per protestare contro la concorrenza delle multinazionali, tensioni a Roma con più Europa. Arriva Morelli che di trasporti se ne intende, ponti eccetera, e ne parliamo alle ore 9. Sempre su Libero, intervistato Federico Rampini, che so che a molti di voi sta simpatico anche perché dice cose condivisibili pur essendo di sinistra. Il mondo è agitato, vi spiego perché non deve spaventarci. Perché? Perché Federico Rampini, a parte il solito libro che sicuramente avrà da proporre, ma arriva in TV, non come ospite a gettone, ma conducendo proprio una trasmissione. Da oggi in TV per raccontare il risico globale, si parte da Trump, è lui che sta cambiando tutto. Il mondo è agitato, vi spiego perché non deve spaventarci. Sicuramente sarà interessante la sua trasmissione da stasera su Canale 5 in seconda serata, Risico, sfide di potere. Peccato per la seconda serata, ma poi sapete tutte le trasmissioni si ritrovano su altri canali, altre postazioni internet. Julio Iglesias accusato di abusi, ragazzi, il mio eroe da bambino. Pensa a me tanto intensamente. La sinistra ci sguazza, scrive il Libero. Una dipendente racconta violenze quasi ogni notte e la portavoce del governo spagnolo tira in ballo l'ultradestra. E ti immagini, Julio Iglesias oggi sputtanato su tutti i quotidiani. Non ha fatto una bella fine neanche la bidella pendolare. Ve la ricordate? Quella che faceva centinaia di chilometri per arrivare al lavoro, signori. La bidella pendolare arrestata per stalking sulla preside di Caivano. La collaboratrice scolastica che faceva ogni giorno Napoli-Milano per lavoro ha perseguitato la dirigente Canfora
che l'aveva licenziata per giusta causa. Ne parla oggi Giorgia Petani su Libero, ma è una notiziella che appare un po' su tutti i quotidiani. Se siete fan di Big Jim e di Ken, bene signori, ne parla, come vi dicevo, Giovanni Sallusti a pagina 21 di Libero. Ken è stato lanciato sul mercato l'11 marzo del 61 alla Fiera del Giocattolo di New York nell'America kennediana. Da allora ha incarnato lo stile di vita pragmatico e dinamico. Quella che è cambiata è Barbie. Il fidanzato di non ha tradito il sogno americano, non è stato piegato alla cultura woke come la sua metà e così ha fregato tutti, scrive oggi Giovanni Sallusti sul quotidiano Libero. Assolutamente da leggere questo paginone scritto dal nostro direttore. Un po' più in basso Simona Pletto si occupa dei Labubu, i giocattoli di moda fatti sfruttando i bambini. In Cina 25 minorenni costretti a produrre 4.000 pezzi al giorno di Labubu. Ultima segnalazione dal Libero, poi me ne vado, se mi lasci non vale. Dove vado? I poteri speciali, mamma mia ragazzi, ma anche i gattini randagi, multe a chi li sfama. Allora, prima di tutto poteri speciali, sacri poteri speciali per Milano. Altra domanda che farò a Morelli alle ore 9. Se avete altre domande per il sottosegretario scrivetemele, 340 6709 659. C'è stato un accordo bipartisan in Consiglio regionale qui in Lombardia per dare più poteri speciali a Milano, proprio quello che ha chiesto la Lega l'indomani, anzi direi lo stesso giorno, in cui mesi fa furono dati più poteri a Roma capitale. E io ho fatto un casino della miseria quel giorno, qualcuno lassù mi ha ascoltato. Pirellone in campo per un progetto da sottoporre al governo. Praticamente anche PD e 5 Stelle hanno votato la mozione della Lega che chiede più autonomia per la città di Milano. Corbetta, leghista, noi favorevole da sempre, rafforzare il capoluogo aiuterà la Lombardia. Insomma, il 2026 Regione Lombardia si apre con una buona notizia. In molti, non solo a sinistra, si sono scoperti autonomisti, merito della mozione presentata dalla Lega per dare forza al progetto che dovrà assegnare poteri speciali a Milano sul modello di quanto accaduto a Roma Capitale. Quello che doveva essere un semplice indirizzo politico da inviare alla giunta regionale per fare pressione su governo nazionale e Parlamento si è invece trasformato in una potenziale occasione di buona politica, proprio quella dove vi cerco di portare ogni giorno su queste frequenze. C'è la buona politica, ma è difficile da scovare. Questo articolo è nelle ultime pagine di Libero, signori, e chi lo leggerà mai? Sì, perché nei giorni precedenti il Consiglio e le delegazioni di opposizione e maggioranza si sono incontrate e confrontate per studiare un percorso condiviso, trovandolo. In sostanza, la mozione depositata dalla Lega per dare forza al disegno di legge presentato in Parlamento dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo è stata modificata per consentire l'avvio di un percorso di approfondimento nelle due commissioni competenti, quella Affari Costituzionali ed Enti Locali, presieduta da Matteo Forte di Fratelli d'Italia, e quella speciale che si occupa di autonomia e riordino autonomie locali, che ha a capo il leghista Giovanni Malanchini. Come accade sempre in questi casi, i consiglieri potranno chiamare a discutere della questione i soggetti istituzionali, comune e città metropolitana, associazioni di categoria, parti sociali, insomma, nella peggiore delle ipotesi la politica sarà costretta a ragionare, è una mozione, su un tema d'attualità come quello dell'autonomia degli enti locali. Al termine di questo percorso l'intenzione è quella di trasmettere a Roma un vero e proprio progetto che possa integrare la discussione sia sui poteri speciali a Milano, sia quella sul federalismo fiscale che dovrà essere approvato presto per non perdere l'ultima tranche dei fondi PNRR. Per il capogruppo della Lega e primo firmatario Alessandro Corbetta, con l'approvazione unanime della mozione della Lega si avvia un percorso bipartisan in Consiglio regionale per arrivare a una proposta condivisa
condivisa sui poteri speciali da attribuire a Milano, città che per dimensione e ruolo europeo merita strumenti all'altezza delle sfide che affronta. Una sfida lanciata dal segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo con una legge depositata al Senato e che oggi trova adesione anche al Pirellone, con l'avvio di un tavolo di lavoro tra le forze politiche di maggioranza e opposizione. Per la Lega l'assetto dello Stato deve essere di tipo federale, con una Lombardia autonoma e una Milano città speciale. La Lega, chiude Corbetta, è autonomista sempre. Avere il sì del PD è certamente un punto a favore della discussione, anche perché recentemente ha dimostrato di riscoprire l'autonomia solo quando gli conviene, solo dove governa, pur restando contrario a quella lombarda. Rafforzare Milano significa rafforzare la Lombardia e l'Italia. Per Fratelli d'Italia la riforma dello status di Milano deve garantire due requisiti. Il primo, spiegano i consiglieri Forte e Bestetti, sussidiarietà e autonomia finanziaria. I poteri speciali non possono essere la riproposizione in piccolo di quelli centrali. L'autonomia va letta attraverso il principio di sussidiarietà. La seconda condizione riguarda le risorse. Il ragionamento su nuovi assetti deve camminare di pari passo con la riforma fiscale. Senza autonomia di entrate l'autonomia istituzionale resta monca. Pietro Bussolati del PD ha ricordato come iniziative di questo genere possono riavvicinare gli elettori alla politica. Ed eccolo qua il motivo principale per cui sono qui ogni mattina a leggervi la rassegna stampa. Ultimissima segnalazione, ma doverosa per noi gattofili, pagina 39 di Libero nel panino milanese, bufera nel Varesotto, il borgo che non vuole i gatti randagi, 500 euro di multa a chi li sfama. Ma come non vogliono i gatti randagi? Siamo a Comabbio, provincia di Varese, una colonia felina cresce a dismisura e il sindaco, per ragioni igieniche e di tutela del territorio, impone una regolamentazione. Gli ambientalisti insorgono e si schierano coi mici. Non voglio sapere niente, se sia di destra che sia di sinistra, eccetera. I gatti, sacri gatti per Sammy Varin, non si toccano. È chiaro che quando sono troppi, che comunque insomma è caso di sterilizzarli, lo facciamo? Sì, dai. Vado, volo, svolazzo velocemente sul Corriere. L'apertura del Corriere, orrore in Iran e Trump che dice arriviamo. L'Ucraina, la trattativa nel governo, dal testo via la parola militari. Lo sapete, la Lega dice sì, aiutiamo l'Ucraina, ma basta con le armi, basta con i soldi per i cessi, eccetera. La mozione per gli aiuti. Poi, strade sicure, Fratelli d'Italia al Carroccio, più soldati, meno fondi al Viminale. State buoni se potete, Giorgia Meloni oggi parte per una lunga missione internazionale, Oman, Giappone, Corea, con in valigia questo auspicio ben ripiegato. A Roma la Premier lascia una maggioranza che cerca un punto d'equilibrio sul decreto Ucraina, sull'operazione Strade Sicure, sono bandiere identitarie che si guardano tra loro. A rendere il clima frizzante è la doppia offensiva della Lega di Matteo Salvini. La controparte del Carroccio su entrambi i fronti è Guido Crosetto, ministro della difesa e big di Fratelli d'Italia. Le tensioni esplodono in serata quando il ministro Tajani ha terminato le sue comunicazioni in Parlamento. Da giorni Salvini dice e fa dire ai suoi fedelissimi che l'operazione Strade Sicure con i suoi 6.800 militari a presidio delle città non deve essere depotenziata ma anzi rafforzata. Crosetto, dopo giorni di silenzio, dopo essersi ignorato con il vice premier leghista in Consiglio dei Ministri ieri l'altro, rompe il silenzio annunciando di avere chiesto il rifinanziamento dell'operazione senza togliere nemmeno un militare, almeno fino a quando non ci sarà un numero superiore di carabinieri neoassunti e formati proprio per questo impiego, pronti a sostituirli. Insomma, pare che la polemica sia smorzata, abbiamo trovato la quadra, come si dice in Bellerio. Staremo a vedere, ma in taglio basso, nella stessa paginona, siamo a pagina, che numero è? 18 del Corriere, c'è Marco Cremonesi che parla di Lega e di Vannacci. Arriva l'appello di Vannacci: su Kiev bisogna votare no
Ecco chi è pronto a seguirlo. Ve lo ricordate Vannacci, che è europarlamentare della Lega, vice segretario della Lega, era apparso in Parlamento qualche tempo fa e tutti i giornalisti: cosa ci fa? Si è sbagliato, è un europarlamentare, cosa ci fa in Parlamento italiano? Forse per fare squadra su qualche argomento? La notizia del giorno sono i prossimi spettacoli a pagamento di Roberto Vannacci. La prende da lontana Marco Cremonesi oggi sul quotidiano Il Corriere, ma è vero, Vannacci a teatro, signori. Su Ticket One, poi ve ne parlo anche in Segui la Lega, si possono acquistare i biglietti per Il mondo al contrario, atto secondo, remigrazione. La parola che Sammy Varin ha lanciato da mesi su queste frequenze si comincia a declinare. Sarà in scena a Teatro Verdi di Montecatini il 15 marzo. Poltronissima 21 euro, poltronissima VIP 25 euro. Secondo me sono anche soldi che si possono spendere per vedere lo spettacolo politico di Vannacci, vice capo della Lega. Ma l'attenzione dei leghisti è concentrata, scrive il Corriere, più sulla notizia che potrebbe arrivare domani, con la relazione del ministro della difesa Crosetto sull'Ucraina. Subito dopo saranno infatti messi ai voti le mozioni dei partiti. E per la maggioranza circola già una bozza in corso di cesellatura in queste ore, ma c'è chi non esclude che i parlamentari più vicini al generale, nonché vice segretario della Lega, possono presentare una diversa mozioni. I bookmaker nel partito danno le quote a favore del fatto che la mozione non arrivi, anche perché in realtà sono già chiare alcune posizioni. Il più vannacciano dei deputati leghisti, sempre secondo il Corriere, Domenico Ziello, ha già fatto sapere che lui voterà contro. Lo stesso Claudio Borghi, di solito non viene incluso tra i vannacciani, ma sabato 7 febbraio parteciperà a un evento a Lucca con simboli della Lega e del mondo al contrario sulla gestione pandemica in Italia, mentre Domenico Furgiuele sarà assente dalla Camera per tutta la settimana e probabilmente voterà no Domenico Pozzolo, già deputato di Fratelli d'Italia e oggi nel gruppo misto. Si parla di lui ogni volta che si sente l'ipotesi che i vannacciani lascino il gruppo della Lega. Che ipotesi è una cazzata. Certo, i loro numeri non sono nemmeno vicini a quelli necessari a formare un gruppo, anche aggiungendosi altri deputati non si farebbe. Fatto sta, e pare che la strategia di Roberto Vannacci, scrive il Corriere, sia un'altra: farsi cacciare dalla Lega. Sentilo il Corriere, Marco Cremonesi oggi punta in altro. C'è da pensarlo, visto il post pubblicato ieri sui social. L'immagine è quella del presidente ucraino Zelensky con gli occhi coperti da una banconota da $100. Il lungo post sostiene che oggi serve un decreto Italia, non l'ennesimo decreto Ucraina. Io non cambio idea, in coerenza con quanto fatto e finora votato da Bruxelles e con ciò che ho sempre sostenuto, dico no alla conversione in legge sul decreto sulle armi all'Ucraina. Non capisco perché bisognerebbe cacciarlo, però comunque sia. Va bene, se volete sentire delle cose particolarmente velenose su Vannacci e sulla Lega, oggi il quotidiano Il Corriere è tutto vostro, io ve le segnalo sommessamente. Lo scontro PD-Sala sul modello Milano agita il Nazareno. Siamo sempre sul quotidiano Il Corriere, pagina 22. Il sindaco: quando governa la destra non fa come noi, scontro sul modello Milano, agita il Nazareno. Ma se volete ve lo leggete, io sto in taglio alto e vi faccio un riassunto delle beghe su Lega e non soltanto, con la nota di Massimo Franco: il trampismo di una Lega che guarda al Viminale. E so che molti di voi guardano al Viminale. No, non è che volete andare a fare il ministro dell'interno, ma ci volete rimandare un certo Salvini. Leggere le tensioni sulla sicurezza soltanto come l'ennesimo sottocapitolo dello scontro nella maggioranza può essere fuorviante, scrive Massimo Franco oggi sul Corriere. C'è anche quello, naturalmente, con la Lega di Matteo Salvini, che cerca di accreditarsi come il partito securitario per eccellenza. E lo siamo, che cavolo vuoi, Massimo Franco? Il tema in realtà riguarda il modello di società che si cerca di plasmare e la tendenza a esasperare le paure e il senso di precarietà
solidarietà di alcune fasce di opinione pubblica, perfino al di là dei numeri reali. Quindi vogliamo esagerare, sono percezioni. A Franco! Si tratta di una questione che riguarda tutti in modo trasversale e mette in difficoltà anche le opposizioni. Per la maggioranza di governo non è difficile indovinare perché tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia l'argomento sia divisivo. Dalla guerra, all'immigrazione, ai militari usati per mantenere l'ordine nelle città, sul modello di Donald Trump, all'accordo sul Mercosur con l'America Latina. Il partito di Salvini rivendica le mani libere. Non può farlo fino in fondo sul sostegno all'Ucraina perché quella è una soglia per ora invalicabile di politica estera, ma per il resto continua a smarcarsi e, se necessario, a occupare spazi altrui. Tra parentesi, ragazzi, sto parlando di voi che ascoltate Radio Libertà. Queste sono cose che nei mesi ci avete scritto, raccontato in diretta e che noi abbiamo portato alla Lega ai piani superiori, e la Lega queste cose le ha portate in Parlamento e vedrete nei prossimi giorni cosa accadrà. E qui emerge, scrive Massimo Franco, l'altro aspetto che crea qualche nervosismo tra gli alleati: attaccare sull'inadeguatezza con la quale il governo sta gestendo la microcriminalità, soprattutto nelle grandi città, appare di fatto un modo indiretto per criticare il Viminale. Avete visto che praticamente stiamo litigando tra noi sul fatto che si potrebbe fare di più, e la sinistra soffia sul fuoco dicendo siete voi che state governando, ma anche per candidarsi a ministro ombra dell'interno in attesa di potersi riproporre per la carica. Stiamo parlando di Salvini. Quel ministero di garanzia procurò a Salvini visibilità, accuse dalle quali è uscito indenne, ma in primo luogo molti voti ai tempi dell'esecutivo coi 5 Stelle. Sottolineare le magagne attuali è un modo per dire che con lui, con Salvini, le cose andavano e andrebbero meglio. Per questo gli alleati, Forza Italia in testa, evitano la polemica frontale con le sue richieste. La sicurezza è un tema strategico e delicato da maneggiare, sostenendo che sulla lotta al crimine sono tutti d'accordo e sull'esigenza di avere strade sicure si insiste su un accordo generale. La differenza è sulle modalità, ma sono proprio queste a creare contrasti. La Lega vuole più militari per strada, Forza Italia insiste che vanno usate polizie e carabinieri. La prospettiva di una militarizzazione del territorio preoccupa le stesse forze armate e il ministro della difesa Crosetto. Quanto avviene negli USA con proteste anche violente dopo l'uccisione di una donna a Minneapolis da parte degli agenti anti-immigrazione è inquietante e dovrebbe sconsigliare qualunque emulazione. Tra l'altro offre alle opposizioni un'arma polemica, ricordando gli agenti nel limbo dei centri di accoglienza per i migranti in Albania, ad esempio. Ma è un argomento troppo ghiotto elettoralmente, e difatti Salvini rilancia chiedendo 7.000 soldati in strada. Massimo Franco oggi sul Corriere la lancia dal punto di vista elettorale, ma sapete bene, signori, sono cose che chiede la gente, e ditemi se non è vero scrivendomi ora al 340 6709 659. La protesta sulla scuola? Chiare ragioni politiche. Oggi il Corriere intervista il ministro Valditara. Quelle regioni non hanno agito, andavano commissariate riguardo la menata delle regioni che non hanno tagliato dove dovevano tagliare. Le 4 regioni casualmente governate dal centro-sinistra, secondo il governo, metterebbero a rischio i fondi PNRR a causa della mancata applicazione della riforma sul ridimensionamento scolastico, e c'era da fare una cosa e loro non l'hanno fatta. Giro. No, stavo guardando i broccoli testimonial della campagna anticancro, il vegetale scelto dalla Fondazione Veronesi per la raccolta fondi con il patrocinio del Ministero. Sì, è vero, dicono che broccoli, cavolfiori fanno bene per evitare il cancro. Poi è venuto lo stesso, io ne mangio tantissime, ma è quello forse è più una questione vaccinale. Vai, siamo a pagina 24 del Corriere. Violenze sessuali, accuse a Iglesias, scontro tra i politici in Spagna. Signori, è uno scandalo, io mi vergogno, non è pensabile. Lo amiamo Julio Iglesias, fin da quando ero bambino lo amiamo. La sinistra di
dice si indaghi, no all'impunità, il centrodestra si schiera con il cantante. Bastardi, veramente. Ne parla solo il Corriere, signori, anche se a parlarne è Roberto Saviano, e un po' ci dispiace, ma lui, lo sapete, è un esperto di mafia che vive a New York. Pagina 25 si parla del delitto Orsoni o Orsoni in Corsica, la morte dei codici mafiosi, scrive oggi Roberto Saviano. È stato ammazzato questo Orsoni al funerale della madre. L'ex dirigente del Fronte di Liberazione Corso è stato ucciso al funerale della madre. Nella logica d'onore, le esequie sono uno spazio inviolabile, per quello che si dice la morte dei codici mafiosi. Banditismo e politica. Ora l'isola, la Corsica, non è più banditismo e politica intrecciati, non è nemmeno quel luogo ambiguo in cui la violenza pretendeva un'ideologia. Paginone quest'oggi a pagina 25 del Corriere, sull'onda chiaramente del secessionismo, dell'autonomia, della libertà, di quelle cose che erano state portate avanti tanti anni fa anche per la Sardegna, che abbiamo seguito da parte di un certo Dodore Meloni, che si è lasciato morire di fame e di sete in carcere e che si è rivoltato all'egemonia italiana. Anche sul Corriere la bidella pendolare arrestata per lo stalking alla preside di Caivano, e poi famiglia nel bosco. I bimbi sono tranquilli, faremo lezione 4 volte a settimana. La maestra dice: la mamma resta a distanza, gli incontri in italiano, oggi leggeremo una storia. Fatto sta che, non so sul Corriere ma su altri quotidiani, si fa vedere una mamma sempre più incazzata e scazzata, e la sensazione che ho io è che la vogliano allontanare. Insomma, se la madre e il papà è già stato allontanato, li può vedere solo ogni tot giorni. Se allontaniamo anche la madre, che facciamo? Sì, mi fermo, tra poco mi fermo. Il Fatto Quotidiano in centro pagina: Trump promette aiuti tra virgolette all'Iran, si salvi chi può, ma Rubio specifica per ora risposte non militari. Questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano, mentre il Giornale apre su questo argomento con: arrivano i nostri, Trump agli iraniani, ribellatevi al regime, vi aiutiamo noi, rivolta a Teheran, 12.000 i morti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Moderata alta pressione sull'Italia, ma i cieli non si presenteranno affatto. Regolare da nord a sud, più compatta sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, tempo in genere asciutto. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, non da escludere tuttavia della pioviggine sulla Liguria e sull'Alta Toscana. Temperature in ulteriore lieve aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030
68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Torniamo a casa stasera, che fa freddo fuori e fa un po' male sulla pelle che si increspa. Mi dici resta calma, che era solo un po' di vodka e un taglio sulle labbra. Credevo che mi odiassi per la mia insolenza, amassi per pazienza, spogliassi per indifferenza, avessi per parvenza. Ma siamo stanchi entrambi, forse tu più di me. Non ho più niente da darti, se non qualche proiettile. A spogliarci adesso siamo in due, e tu sembri così attento alle mie sfumature. Non dire che resti, ti faresti sola male. Vorrei fossi un altro stronzo, ma non ti riesco a odiare. Non potrei mai disprezzarti quando è solo colpa mia. Vorrei che te ne andassi e non chiedessi empatia. Torniamo in macchina adesso che l'aria è più fitta e mi si è chiuso un nodo in gola a sentirti parlare. Così schietto irrazionale, non c'entra la vodka ma la mia freddezza. Credevo che mi sopportassi per pudore, per farmi un favore. Mi sento ancora in debito, frustrata e inferiore. Adesso parliamo di altro. Sai che non sono capace di mostrarti un po' d'affetto. Non sai quanto mi dispiace. A spogliarci adesso siamo in due, tu sembri così attento alle mie sfumature. Vedo i tuoi bisogni ma non li so soddisfare. Tu che sei sempre più stanco eppure insisti per restare. Non potrei mai disprezzarti quando è solo colpa mia. Vorrei che te ne andassi e non chiedessi empatia. Mi sono abituata a te durante quest'inverno. Dici che non sono un bell'oggetto, sono più di questo, che non puoi essere bravo solo a darmi spazio un letto, che stai dando del tuo meglio per farmi sentire al centro. Forse sono io il mostro, sono io che ho torto. A volte ti ho chiesto troppo, spesso ti ho dato troppo. Forse ti ho fatto del male, stare dovuto restare, stringerti al petto per poterti fermare. Mandi per la tua insolenza, mediarti una partenza, spiegarti sempre in confidenza, averti un'esigenza. Che sono spoglia per te e ti guardo attentamente. Hai le mani sulla fronte, sembri così stanco. Spero che adesso mi odi, dimmi che non stai piangendo. Stiamo meglio se da soli. Ho fatto tutto quanto solo per darti empatia. Nel cassetto a destra ti ho lasciato una poesia. Carina, vero? Particolare, ve l'ho detto, la nostra musica indipendente non è mai quella che sentite su Radio DJ o su RTL, anche perché lì non gira la musica indipendente, perché non paga. Si intitola La Mite, la nuova canzone di Anastasia Manfroni da Ascoli Piceno, classe 2007, ha cominciato a scrivere canzoni a 10 anni e a 11 ha imparato a suonare la chitarra, il pianoforte e l'ukulele da autodidatta. Ha già collaborato con importanti nomi del panorama musicale come Red Canzian, Silvia Mezzanotte e Valerio Scanu. La Mite, la nuova canzone di Anastasia Manfroni. Brava Anastasia. E bravi voi che state meditando le notizie che io vi sparo, commentandole al 340-6709-659. Lo sapete, poi in mattinata, soprattutto in tarda mattinata tra le 11 e mezzogiorno, leggiamo tutti i vostri messaggi, ma intanto Marco ci scrive: l'Europa butta via 2,2 milioni di euro per integrare i Rom.
Ma i Rom vogliono essere integrati? Altro argomento che vi sparo, cari ascoltatori, bonariamente, e da commentare al 340-6709-659. Intanto però sul quotidiano Il Giornale a pagina 5 non c'è solo Hamas, quella rete italiana che aiuta gli Ayatollah. Faccela vedere, guardala qua, la rete italiana che aiuta gli Ayatollah. Ragazzi, facciamo giri di parole, ma ormai è qua. Il partito islamico c'è. Prima nasce localmente, abbiamo visto, partito da Monfalcone, signori, e poi va a Roma per candidarsi alle prossime elezioni e poi chiaramente a livello nazionale. C'è il centro islamico Imam Mahdi di Roma che sventola la bandiera di Hezbollah e si ispira a Khamenei, e poi dicono pure di votare no al referendum sulla giustizia. Insomma, cioè, più politica di questa. L'allarme di Tovaglieri su una scuola milanese. Sentite qua. Lezione dall'imam, ira della Lega. L'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri ha denunciato lo svolgimento di una lezione di educazione civica nel centro islamico di Sesto San Giovanni. Il prossimo 19 gennaio, infatti, è previsto che una classe quarta svolga questa particolarissima lezione all'interno del luogo di culto per persone di fede musulmana. La scuola in questione è l'Istituto Ettore Conti. Qui gli studenti saranno presumibilmente accolti da un imam non iscritto ad alcun registro, ha fatto presente l'esponente della Lega Tovaglieri, in mancanza di un'intesa tra lo Stato e la religione islamica, e questo esponente sarà libero di indottrinare la classe senza alcun controllo da parte di organismi superiori riconosciuti e senza dover sottostare a linee guida concordate e ben definite. Non è la prima volta che alcune scuole in Italia scelgono di far svolgere attività in un centro islamico. Di recente, come segnalato da un'inchiesta del Giornale, una classe delle elementari di un istituto della provincia di Piacenza si era recata in visita nel polo funzionale, laddove ha sede anche la moschea. Per questo motivo, insiste la Tovaglieri, non possiamo che censurare questa rischiosa scelta didattica e invitiamo la scuola a dedicare le ore di educazione civica all'approfondimento delle nostre radici cristiane. Il vostro pensiero al 340-6709-659 è ben gradito. A pagina 12, paginone sul quotidiano Il Giornale per il caso politico dei tedofori. Già, i giochi di Milano Cortina, ne parliamo tra poco, arriva Morelli. E signori, sono stati inseriti personaggi particolari, magari un po' simpatici, carini, particolari. Infatti io l'uomo gatto qualche anno fa l'ho ospitato qui in radio. L'uomo gatto è diventato un tedoforo, è stato preferito a molti atleti, ma anche famosi, e Salvini dice scelta incomprensibile. La scelta dei tedofori, che non ha previsto il coinvolgimento complessivo dei miti dello sport, è incomprensibile e sconcertante, anche perché non c'è stata in alcun modo, non è stata concertata con il ministero e soprattutto con Salvini, che più di altri si è speso per la realizzazione dei giochi. E ve l'ho detto, fa ridere certamente che l'uomo gatto sia diventato un tedoforo, ed altri come Christian Ghedina se lo sono dimenticato, ha dovuto andare lui sulla app per dire ehi là, ci sono anch'io, e pare che ci sia riuscito a farsi inserire, ma perché è andato lui a chiederlo? Avanti con le notizie. Le Pen si gioca all'Eliseo, non ho commesso reati, via il processo d'appello per la Le Pen, condannata a 4 anni di carcere all'interdizione dai pubblici uffici. Marine si difende e ha i sondaggi dalla sua. Ne parla un paginone quest'oggi solo sul quotidiano Il Giornale, dalle altre parti solo un trafiletto piccino picciò. Siamo ancora sui quotidiani. Oggi Repubblica, massacro Iran, si muove Trump, attacchi cyber e psicologici, allo studio anche i blitz sui palazzi degli Ayatollah. Siamo a pagina 4, dove appunto si parla delle ipotesi per far crollare il regime iraniano, ma con le portaerei nei Caraibi
l'eventuale guerra non potrà essere prolungata come a giugno, ma come vi dicevo si parla più su attacchi cyber, quindi con internet, e psicologici. Ne parla appunto il paginone oggi sul quotidiano La Repubblica, e speriamo naturalmente che si muova qualcosa, che sia la volta buona, ma senza fare migliaia e migliaia di morti. Mentre la Meloni tifa Orban, signori, è uscito uno spot con i leader della destra estrema, lo rivela pagina 25 il quotidiano Repubblica e ci fa piacere. Un video della Premier con Weidel, Le Pen, Abascal in vista del voto in Ungheria. Lorenzo De Cicco, Giorgia Meloni parla in inglese, Matteo Salvini con il cuore in italiano, salvo lo slancio nel finale in cui azzarda un incitamento in ungherese. Fel, giro zemre, avanti fino alla vittoria, ha detto Salvini. Il destinatario delle esortazioni è Viktor Orban, primo ministro magiaro a tempo quasi indeterminato, oggi un po' meno eterno del solito, scrive Repubblica. I sondaggi ballano e non è un valzer. Così il capo di Fidesz, in vista delle elezioni del 12 aprile, ha pensato di chiedere una mano agli amici stranieri. Alla chiamata Meloni e Salvini hanno risposto presente, hanno girato il loro filmino negli scorsi giorni, il leghista al Ministero dei Trasporti, la Premier fuori dall'ufficio. E qua mi fermo, ma c'è un paginone, mezzo paginone, sul quotidiano Repubblica, unico che ha questa notizia fantastica. Taxi in sciopero, città in tilt, maggioranza divisa, fronda Forza Italia, e in taglio basso, siamo a pagina 27 di Repubblica, è lite anche sulla sicurezza. Salvini, più soldati in strada, Fratelli d'Italia, meno fondi al Viminale, con il ministro Crosetto che mette tutto quanto a tacere dicendo polemica inutile, il progetto è già finanziato, si tratta sulla risoluzione per il decreto Ucraina. E avete visto le polemiche con parte della Lega che non lo digerisce. La Stampa, in taglio alto, l'allarme dell'Istat, la crescita è a rischio, le previsioni per il 2026, l'instabilità mondiale aumenta l'incertezza, l'occupazione può scendere, l'inflazione risalire, insomma compri la Stampa e poi muori. Massacro Iran, Trump studia il blitz, giro di nuovo la pagina, ecco. Ricordo sia sulla Stampa che su tutti i quotidiani sono uscite tante altre notizie sul massacro della Constellation. Un mobile bloccava l'uscita d'emergenza, ma tante chiacchierate con i sopravvissuti che ti raccontano di situazioni paurose e impensabili che ci devono fare chiaramente la romanzina a tutti quanti noi. Stiamo un po' più attenti, anche se in Italia ci sono norme di sicurezza paurosamente più importanti. Viva la burocrazia in questi casi, però quante volte abbiamo sottovalutato il rischio anche con quelle famose stelline che, ricordiamolo, alla fine sono scintille e a contatto con un abito cinese, perché ormai vestiamo tutti cinesi, prendi fuoco come una torcia. Intervista a pagina 4 a proposito di Iran con Cecilia Sala, ve la ricordate? Era sparita completamente, chissà perché poi, perché magari avrebbe potuto parlare, non spero non bene dell'Iran, e invece non si è più fatta vedere, almeno ai miei occhi. A Evin ho imparato la paura e l'amore per la luce, libertà lontana a Teheran. La giornalista è stata liberata dal regime iraniano un anno fa. Trentini ha una forza incredibile, gli auguro di riuscire a curare le ferite, so che ora è una persona spezzata. Paginone con l'intervista a Cecilia Sala di Simonetta Sciandivasci oggi sul quotidiano La Stampa, parlando chiaramente, e ne parlano tutti i quotidiani, ma non ve le sto a leggere perché so che cercate altro, ma siamo felicissimi della liberazione degli ostaggi che arrivavano da quella brutta terra dove ha agito. Pahlavi si pone come alternativa negli Ayatollah, ma le vecchie generazioni ricordano soprattutto il terrore durante il regno del padre, un passato che pesa e non passa. Tajani che convoca l'ambasciatore iraniano, ma poi si ritorna alle polemiche di casa nostra sulla legge elettorale, come vi dicevo ieri, frenata di Forza Italia e della Lega, no al candidato premier sulla scheda.
e i tassisti che svelano la doppia anima di Forza Italia, Litio Chiuto Gasparri sullo sciopero. Il governatore invoca la svolta liberale, protesta anacronistica, ma il senatore dice ascoltiamoli, quindi stanno litigando sui tassisti all'interno di Forza Italia. Anche questo ne parliamo tra poco alle ore 9 con Alessandro Morelli. Terribile la storia della sposa bambina. La Stampa ci dedica un paginone a pagina 16, quello che è avvenuto a Ferrara. A 14 anni venduta dalla madre a un uomo per le nozze forzate. Il 25enne è stato arrestato, la picchiava e abusava sessualmente di lei. Un altro terribile episodio: uccise un tredicenne, assolto per legittima difesa. Il delitto nel 2013, ora la sentenza della Corte d'Appello di Napoli. La madre, vergognatevi. E anche qui, signori, se volete arrabbiarvi, anche la Stampa è decisamente importante. Vado sulla Verità perché si ritorna alla notizia clou di queste settimane. 240.000 euro per il carabiniere, signori. Parliamo della sottoscrizione che il quotidiano La Verità si è inventata per aiutare quel militare che ha sparato per difendere un collega, ha ucciso il ladro. L'indignazione dei lettori per l'ingiustizia subita in tribunale da questo militare, che è stato obbligato a dare soldi ai parenti della vittima e si è beccato 3 anni, si trasforma in una gara di generosità. Quanto raccolto è più che sufficiente ad aiutarlo, il resto andrà in un fondo per altri casi come questo. Giudice donna fa lo sconto al bengalese che ha violentato una bambina, condannato a 5 anni, signori. È fuggita dalle fiamme con la cassa, il PM la rimette in libertà. Tolti gli arresti domiciliari a Jessica Moretti, la titolare del bar di Crans-Montana, dove incuria e avidità hanno ammazzato 40 ragazzi, oltre a 110 ustionati. Alla cameriera disse: c'è poca gente, fanne entrare altra. Anche qui sulla Verità: in Iran è strage, Trump resistete, arriviamo, ma subito dentro al quotidiano La Verità, perché il paginone che fa arrabbiare è proprio quello sul bengalese che fa sesso con la bambina e la mette incinta e prende solo 5 anni. Una giudice donna fa uno sconto all'immigrato rispetto alle richieste del PM. Non c'è stata la violenza sessuale. Chissà se anche questa giudice dice: oh, questo signore così bello, muscoloso, e si scherza, dai, stiamo un po' scherzando. A Milano educazione civica al luogo islamico, la Lega protesta, un bel trafilettone sul quotidiano La Verità. E poi certamente, a proposito della bella iniziativa del quotidiano per sostenere il carabiniere che spara, pure Salvini aderisce e mette i soldi. I leader del Carroccio sono sempre dalla parte degli eroi che rischiano la vita. Intanto la Lega annuncia nel nuovo decreto sicurezza tutela processuale per le divise. Patrizia Floder-Reiter. Adesso il Parlamento approvi una legge che permetta alle forze dell'ordine di operare serenamente e soprattutto di difendere la propria e l'altrui incolumità senza temere di finire sul banco degli imputati. È l'appello di Carmine Caforio, segretario generale di Usmia Carabinieri, Unione Sindacale Militare Interforze Associati, che ringrazia il quotidiano La Verità per la vicinanza e la solidarietà concreta dimostrate nei confronti del brigadiere dei Carabinieri Maroccella. La sottoscrizione, fa sapere, va oltre la semplice attenzione mediatica e conferma come La Verità rimanga sensibile e vicina alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine, chiamati ogni giorno a operare in contesti complessi, rischiando la vita e assumendosi in pochi istanti concitati e ripetibili responsabilità enormi, spesso al di là di procedure scritte o di protocolli d'azioni elaborati a tavolino. Dal vice premier Salvini è arrivato l'invito: aderiamo all'appello della Verità, siamo sempre dalla parte delle forze dell'ordine, donne e uomini in divisa sono eroi che rischiano la vita per proteggere gli italiani per bene. Il leader della Lega ha contribuito personalmente alla raccolta di aiuti per consentire al vice brigadiere di pagare la provvisionale di 125.000 euro che deve dare ai familiari del ladro ucciso. Giro la pagina, siamo sempre sul quotidiano La Verità. Arrestata la bidella stacanovista, tra virgolette,
divenne famosa nel 2023 perché diceva di viaggiare ogni giorno per lavoro da Napoli a Milano, adesso è in carcere, è accusata di avere perseguitato la preside di Caivano. E poi aumentano i trattori anti-Mercosur, mozione di sfiducia contro Ursula. È la domandona che tutti mi fate e io non so rispondervi, ma l'abbiamo firmato o non l'abbiamo firmato l'accordo sul Mercosur? Lo scrivo qua. Mercosur, tra le domande che farò tra poco ad Alessandro Morelli. Intanto il Brasile inizia già a piazzare i suoi spumanti. L'ambasciata a Roma organizza una masterclass: senza tariffe l'export in Germania crescerà a nostre spese. Gli impatti economici del Mercosur per l'Unione Europea non solo sono modesti, come emerge da uno studio del Parlamento Europeo riportato dalla Verità domenica scorsa, ma rischia di spalancare un portone all'ingresso di prodotti del blocco Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay, con una concorrenza insidiosa per le nostre aziende. La Commissione UE ha promesso che avvierà un'indagine per tutelare i produttori puniti da una concorrenza low cost se il prezzo è inferiore di oltre il 5% a parità di prodotto, ma con quali tempi e con quali capillarità è tutto da vedere. Intanto i paesi sudamericani, con le immense distese agricole, i sussidi governativi importanti, una strategia di marketing serrata e soprattutto non dovendo sottostare agli standard di produzione stringenti imposti dalle regole europee, rappresentano un competitor temibile per l'Europa e per l'Italia. Ma c'è un paginone tutto da leggere, signori, oggi sul quotidiano La Verità, che parla certo di mercato unico fallito, cala il commercio tra gli stati dell'Unione Europea. Si cercano accordi con Sud America, con India, mentre a casa nostra rallentano gli scambi, scendono consumi e redditi, ride la Cina. Se ne occupa Sergio Giraldo e sono due paginoni molto potenti che ci fanno capire che forse è il caso di darci una regolata? Punto di domanda. Avvenire apre con regime di morte. L'Unione Europea studia altri limiti al commercio. Tajani convoca l'ambasciatore, ma oggi partono le esecuzioni. La denuncia dei dissidenti all'estero. In Iran sono già 12.000 le vittime della repressione. Trump sostiene la rivolta. Continuate a protestare. L'aiuto è vicino. Pronte nuove sanzioni. Ecco, con i genitori del Bosco va stretta un'alleanza. Intervista a Cantelmi, lo psichiatra perito dei Trevaillon. Si parla naturalmente dei bambini in comunità. E Tonino Cantelmi, lo psichiatra, dice che con questi genitori dovrebbe essere costruito un sistema radicato sull'alleanza, non sulla conflittualità. Lui è consulente di parte nell'indagine psicologica di Posta nei confronti di Nathan e Caterine e spiega le sue impressioni sulla vicenda della cosiddetta famiglia del Bosco, una vicenda che potrebbe essere entrata in una nuova delicatissima fase dopo che nella casa famiglia di Vasto, dove i 3 bambini vivono da fine novembre, la madre, Catherine, è stata descritta da tutrici e operatori come rigida e non collaborativa, al punto da essere considerata un possibile ostacolo al percorso educativo dei figli. L'abbiamo vista in immagine ieri pomeriggio in una di quelle trasmissioni di gossip, un'immagine brutta perché i giornalisti le correvano dietro mentre citofonava nel luogo dove purtroppo sono detenuti i suoi figli, era uscita per fare una commissione e citofonava, non le aprivano, i giornalisti continuavano ad assediarla, a farle domande e lei, visibilmente seccata, diceva no, non posso parlare, lasciatemi stare, e non le aprivano. La situazione bruttissima è che, ok, si fa un servizio 20 secondi, 30 secondi, poi si smette, no? Perseverava questa immagine di lei che non gli veniva aperta la porta ai giornalisti che le continuavano a fare domande. È una brutta, brutta cosa, ve lo dico da giornalista chiaramente, ma bisogna fare il proprio mestiere, bisogna far vedere le cose e soprattutto bisogna attirare l'attenzione anche a costo, certo, di essere petulanti. Il Tempo, signori, il Tempo di Roma, potente con vota no, lo dice Allah. Vota no,
lo dice Allah, ragazzi miei. Brahim Baya si veste da giurista e attacca Meloni. Il predicatore amico di Annun lancia la campagna contro il referendum sulla riforma voluta dal governo. Vota no, lo dice Allah. Vota no. Lo dico signori, perché queste cose non lo dice nessuno, non le dice nessuno, già. A Termini serve un Repulisti, ancora su Termini, sulle schifezze che ci sono intorno. 10 giorni sul campo per raccontarvi il caos intorno alla stazione di Roma Termini. Se vi siete passati da quella zona avete paura ancora adesso a ricordarla. E poi a pagina 4 del Tempo, referendum sulla giustizia con gli amici di Annun che fanno campagna per il no. Brahim Baya, famoso sui social per i suoi sermoni anti-Israele, contro Meloni, dice l'islamofobia indebolisce l'indipendenza dei giudici, insorge il centrodestra. Li abbiamo qua. Missione bis, ma verso Gaza, che è un po' più semplice. La flotilla pronta a ripartire, via la raccolta fondi. 500.000 euro l'obiettivo minimo di raccolta, le imbarcazioni salperanno tra aprile e maggio, se qualcuno di voi vuole imbarcarsi. Avanti con le segnalazioni sul quotidiano Il Tempo. Certamente bengalese mette incinta una bimba di 10 anni e per i giudici era consenziente. Shock a Brescia. Ma anche l'inchiesta in Spagna sul sacro Julio Iglesias, fisioterapista e domestica denunciano per abusi il cantante Julio Iglesias. Signori, mi straccio le vesti. Ma cosa dobbiamo fare? Il mondo gira così. Che facciamo? Si fogliamo? No, ci fermiamo, certo. Tra poco arriva Morelli, c'ho non so quanti messaggi da leggere. Lei è giovane, parla di me, ma ricordo 60 anni fa la ronda di 3 militari che giravano in città dalle 17 in poi, anche quando gli autisti in sciopero della CGIL passavano con i loro camioncini alle fermate del bus, ricorda Gian da Brescia. 12.000 balle. Quando una notizia è rilanciata senza fonti è una soffiata. Esempio, la Russia sta perdendo la guerra. Buffoni. Sui quotidiani c'è scritto che a Cras Montana prima dell'incendio c'è stata un'esplosione, che lì vicino esiste una sinagoga degli Shabbat pericolosa e potente setta ebraica. No, non lo dicono. Le femministe non ritengono il giudice che lascia violentare le bambine uno schifoso uomo dedito al patriarcato. Bella meditazione. Noi naturalmente prendiamo le distanze da queste cose, non vogliamo querele, siamo già con le pezze al culo e non possiamo che allontanarci dal vostro pensiero, ma leggerlo. La sinistra si lamenta che il governo non fa nulla per la sicurezza, ma se il governo tenta di fare qualcosa ha contro la sinistra e la magistratura, ci scrive Bruno da Genova. Espulsione immediata dell'imam che blatera contro le decisioni del governo, anche se nel nostro paese ha diritto di parola, ma si trova il modo di mandarlo via. Per quanto riguarda i Rom, se sono cittadini italiani sono d'accordo. Per quanto concerne la magistratura, per me sarebbe opportuno togliergli la mansione di controllo della Corte dei Conti e affidarla alla Guardia di Finanza, una maniera concreta di togliergli un po' di potere. Infine, sulla politica estera intervenga subito Trump in Iran. Un politico del calibro di Vannacci non deve andare nei teatri dove si paga un biglietto d'ingresso, ma nelle piazze senza biglietto d'ingresso. Interessante meditazione. Ma ancora la scorta, Saviano? Anche in America, sempre con soldi pubblici? Belle domande. Saviano si occupa dell'assassinio del leader Corso l'altro giorno. Leader, chiaramente, si parla di autonomia, di secessione, di nazionalismo. Ci fermiamo, sono in ritardo, mi scuso come sempre, ma d'altronde mi menate via con i vostri messaggi. Canzone indipendente, ascoltiamo un Nessun Dorma in versione un po' rocchettina con Federico Paciotti, poi Alessandro Morelli. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
sposo è me, il nome mio nessun sa. Ed il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mia. Vincerò, vincerò, Per chi era un po' indeciso, c'ho sonno o non c'ho sonno, ragazzi, con questa versione di Nessun dorma, impossibile dormire, Federico Paciotti, chitarrista e tenore, nel 2015 è stato ospite al Festival di Sanremo proprio con questo pezzo con sola chitarra, Nessun dorma. Va ora in onda Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Un valzerino settimanale, grazie a lui, il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, senatore della Lega, che riesce a ritagliarsi questo spazio ogni mercoledì alle ore 9 per la nostra radio. Grazie per essere con noi, Alessandro, buongiorno. Grazie a tutti voi, anzi Sammy, per il servizio pubblico che fate, perché giornalmente, dando le notizie rispetto, o comunque gli aggiornamenti rispetto a quello che stiamo facendo come Lega al governo, possiamo avere uno spunto in più rispetto alle tante iniziative che appunto stiamo attualizzando al governo Italia. Assolutamente sì, e sono in molti che ci ascoltano. Salutiamo anche gli amici che ci seguono su Facebook e sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, con più di 1 milione di follower. Ogni mattina hanno in diretta questa rassegna stampa. Da dove partiamo? Allora, ho sollecitato anche oggi gli ascoltatori a scrivere WhatsApp al 340 6709 659 per le domande per te, Alessandro, ma in questi giorni comunque sono state moltissime le segnalazioni che hanno fatto un po' alzare le antenne ai nostri ascoltatori. Beh, questa è fresca comunque anche di quest'oggi, ormai siamo al conto alla rovescia per le Olimpiadi, poco più di 20 giorni alle Olimpiadi, e oggi i quotidiani, al posto di parlare di quello che avverrà, si occupano però del caso politico dei tedofori. Già, perché insomma è arrivato l'uomo gatto a fare da tedoforo. Alessandro, io l'ho intervistato qualche anno fa, è simpaticissimo l'uomo gatto, personaggio televisivo di quei quiz eccetera, però uno si chiede che cacchio c'entra come tedoforo, e sono stati lasciati fuori campioni mondiali come Christian Ghedini, che è rientrato soltanto perché ha scaricato l'app e ha fatto richiesta lui stesso per fare ste cose, e la cosa mi pare non sia andata giù, e soprattutto a Matteo Salvini, che dice vabbè, ma come minimo se ne parlava di chi viene scelto per fare i tedofori. Poi personalmente ho visto anche qualche cantante che sinceramente ho detto questo che cacchio c'è, ma è una roba personale. Alessandro, c'è davvero sta polemica o tutte robe, insomma, magari bisognerebbe spostare l'attenzione da qualche altra parte parlando di Olimpiadi? Allora, chiaramente il fatto che i grandi sportivi legati a qualunque tipo di sport, gli sport olimpici in particolare, non siano stati chiamati per partecipare, vabbè, lascia un po' l'amaro in bocca a loro stessi,
ma insomma ci incuriosisce. Certo, come sai, nel nostro lavoro, nel lavoro dei media in generale, purché se ne parli, quindi va bene, facciamo un po' di polemiche anche su questo, rimanendo comunque nell'alveo della simpatica polemica goliardica. Dobbiamo sottolineare quindi come da un lato c'è l'impegno di Salvini, del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, per realizzare le principali infrastrutture che sono legate alle Olimpiadi, un lavoro che sta andando avanti da 2 anni in silenzio, con migliaia di operai, lavoratori, aziende dei nostri territori che chiaramente sono impegnate, e poi le polemiche che riguardano altri. Non c'è problema, chiaramente ne parliamo anche noi. Salvini giustamente ricorda quanto sia diciamo stravagante che chi lo doveva fare si sia dimenticato di chiamare da Ghedina in giù chiaramente tutti i grandi sportivi legati soprattutto agli sport invernali. Però diciamo dobbiamo macinare gli ultimi giorni di lavoro perché queste saranno chiaramente le Olimpiadi più belle della storia. Assolutamente sì, e lo ripetiamo, una bellissima passerella per la nostra Italia, perché sarà vista da milioni, miliardi di persone in tutto il mondo, e sarà, è davvero, e saranno milioni quelli che verranno in giro e scorazzeranno per i nostri paesi, le nostre città, quindi è un punto di vista bellissimo per farci conoscere. Sto leggendo i WhatsApp che stanno arrivando al 340-6709-659 e che ci portano, devo dire, a parlare di quel verbo, di quel termine che abbiamo lanciato noi di Radio Libertà ormai da tempo, prendendolo in prestito da qualcun altro molto più cattivo di noi che aveva provato a declinarla. Sto parlando della remigrazione. La remigrazione è necessaria, si è scritto in questi giorni su alcuni quotidiani, e a parlare proprio esponenti della Lega. E nelle città servono più soldati. E qui la polemica, che pare però sopita, verso il ministro Crosetto, quello con l'elmetto, che però oggi sui giornali chiede ufficialmente di rifinanziare l'operazione Strade Sicure. Alessandro, dove è stata la polemica? Si parla chiaramente dei militari nelle strade, in questo caso, e della potenza, secondo me, della visione del militare nelle strade rispetto a vedere carabinieri o polizia, che noi chiaramente li amiamo, siamo con loro, abbiamo anche sovvenzionato quel carabiniere che deve pagare 125.000 euro perché ha sparato al ladro. Dio mio, lo ha sovvenzionato anche Salvini. Però i militari, secondo me, è un'altra cosa. D'altronde ti faccio notare, hanno fatto notare i nostri ascoltatori, militari nelle strade e come, ma non bisognerebbe cambiare le regole di ingaggio, perché da quello che risulta ai nostri ascoltatori e anche a noi, e questi militari hanno una funzione, sì, potente di deterrenza, ma in caso di problemi devono chiamare la polizia e i carabinieri. Che ne pensi, Alessandro? Allora, dobbiamo basarci sulle regole che ci sono. I militari non hanno alcun potere di ordine pubblico, anche perché non siamo in un momento, grazie a Dio, non siamo in un momento di guerra. Dunque, ora, stante le normative per come sono, è evidente che se mai si toccasse questa regola, immediatamente partirebbero le polemiche riguardo a una possibile militarizzazione del paese, cosa che, come sappiamo, diciamo, è abbastanza ridicola da tutti i punti di vista, perché insomma i partiti che sono al governo certo non hanno alcuna intenzione di militarizzare la situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza italiana. Detto tutto questo, che è la doverosa premessa che dobbiamo fare anche ai nostri radioascoltatori per spiegare perché gli stessi militari sì possono, come qualunque cittadino, in caso di un palese messa in repentaglio della vita o della sicurezza delle persone, si può intervenire. Però
in seguito, per procedere all'arresto al fermo, appunto, servono delle forze dell'ordine. Dunque, la presenza dei militari ha aperto un dibattito interno al governo. Come sappiamo, le sensibilità nell'ambito del governo, seppur partiti di alleati leali, abbiamo tutti delle sensibilità differenti. Dunque, legittimamente, lo diciamo in totale serenità, il ministro Crosetto afferma e spiega che i militari devono fare i militari, andare nei teatri di guerra, essere addestrati e quant'altro, ma non ci dobbiamo dimenticare come la Lega invece punta alla sicurezza interna, molto alla sicurezza interna. Dunque, per questo già l'allora ministro dell'Interno Salvini aveva lanciato nel 2018-19 una serie di numerose assunzioni per quanto riguarda le forze dell'ordine, che si sono finalizzate proprio in questi anni, e i poliziotti e carabinieri iniziano ad essere ulteriori, iniziano ad essere sulle strade proprio in questo periodo, perché ricordiamolo, il ministro Salvini dà l'ok per l'assunzione di migliaia di poliziotti, ma poi ci sono i bandi, i concorsi, tutta una serie di questioni burocratiche che chiaramente hanno allungato il brodo, ma il risultato è che oggi abbiamo numerosi poliziotti e carabinieri in più rispetto al passato. Il ministro Piantedosi quest'anno ha confermato un'ulteriore acquisizione di oltre 3.000 nuovi agenti delle forze dell'ordine, che chiaramente entreranno in servizio dall'anno prossimo in poi, posto che appunto oramai quei concorsi e quei bandi si sono verificati grazie a Salvini. Salvini come Moro. Ricordiamolo, questa scritta schifosa apparsa sulla serranda della sede della Lega di Modena, e fa ancora più impressione perché Salvini appunto poi rilancia dicendo io ci voglio, mi piacerebbe ritornarci a fare ministro dell'interno. Cioè non è certo uno che soffre di paura con una frase come questa, che però è terribile, Alessandro. È terribile, ma diciamo rappresenta la situazione di tensione che viviamo giornalmente facendo politica, perché ricordiamolo, mentre appunto ci sono le polemiche politiche riguardanti qualunque cosa, e diciamocelo serenamente, questa radio si è sempre occupata di politica e da sempre sappiamo che le tensioni sono più o meno alte. Però si sta arrivando a dei livelli in questo frangente che sono livelli di una gravità assoluta. Cito, oggi appunto ci sono stati delle azioni di polizia nei confronti di delinquenti che nello scorso ottobre hanno messo a ferro e fuoco le nostre città. Questi si ammantavano, allora era ottobre, il momento di quelle manifestazioni, di un sostegno alla Palestina. Oggi si ammantano del sostegno a Maduro, domani probabilmente vedremo quale regime sosterranno. Io sto leggendo e noto che molti esponenti della sinistra in questo periodo stanno dicendo andiamo in piazza per sostenere la rivoluzione iraniana, ma sottolineo come basta andare sulla pagina di Laura Boldrini per vedere come lei abbia definito e stia definendo questa rivoluzione, una rivoluzione legata alle proteste dovute all'aumento dell'inflazione in Iran, all'aumento delle tasse, insomma è una situazione socio-economica difficile. Ora devo sottolineare, ma mi sembra strano di doverlo ricordare alla presidenta Boldrini, quella che andava in Iran col velo, quella che diciamo non ha mai pubblicamente da istituzione, rappresentante delle istituzioni italiane, altrettanto rappresentato quello che sono dei diritti normali nel mondo occidentale per le donne, quando andava là chiaramente, poi quando veniva qua, quando tornava in Italia ci obbligava a definirla presidenta. Poi andava in Iran e si metteva il velo. Pensa a te di che personaggi stiamo parlando. Dobbiamo noi ricordare alla signora Boldrini che la rivoluzione è partita da tanto tempo
e tra questi, tra le varie fasi della rivoluzione, c'è stata anche la fase drammatica delle ragazze e delle donne che per protesta si toglievano platealmente il velo, e purtroppo molte di queste sono state arrestate, incarcerate, stuprate, uccise. Ora, sembra che ci si sia dimenticati di tutto rispetto a quanto sta avvenendo in Iran, di quanto avvenuto negli scorsi anni, e appunto la versione di molti di sinistra oggi è che la rivoluzione sta avvenendo per ragioni economiche, per ragioni culturali. Ora, questo evidentemente non è, anzi, come sappiamo, addirittura la rivoluzione sta colpendo alcuni dei simboli più forti della religione, della cultura del regime. Addirittura vengono date alle fiamme le moschee. Siamo proprio all'assurdo, caro Sammy. In Europa vengono minacciate, bruciate, date alle fiamme le chiese dagli islamici, in Persia vengono date alle fiamme le moschee. Interessante questa meditazione, i nostri ascoltatori apprezzano al 340-6709-659, mentre qua in Italia sono uscite le date del referendum confermativo sulla giustizia. Il 22 e 23 marzo si vota, un referendum confermativo, quindi non c'è quorum, ma sarà certamente importante riuscire ad andare in molti per dare più valore a questa voglia di cambiamento che ci riguarda nella vita purtroppo di tutti i giorni se incappi nella giustizia. Ma oggi a pagina 4 il quotidiano Il Tempo, a proposito del referendum sulla giustizia, ci ricorda che gli amici di Annun stanno facendo campagna per il no al referendum, cioè oltre a, ormai sappiamo che esiste un partito islamico, partito da Monfalcone, è arrivato a Roma per le prossime elezioni, aspirano certamente a fare una costola della sinistra o viceversa nelle prossime elezioni nazionali. Ora si mettono a fare campagna per il no al referendum sulla giustizia gli amici di Annun. Che sta succedendo, Alessandro? Beh, molto semplice, anche in Italia si sta verificando quello che noi vediamo in mezza Europa, che sta avvenendo in Inghilterra, in Gran Bretagna oramai da tempo, e cioè questa connessione tra chi vuole disintegrare la cultura, la tradizione, la religione, che è chiaramente preponderante in sede occidentale. Vogliono disintegrare il nostro modello di famiglia, lo hanno fatto la sinistra, lo ha fatto con tutte le teorie woke possibili e immaginabili, disintegrando, delegittimando il ruolo dell'uomo, del padre, questo presunto patriarcato che in realtà non esiste, anzi sono i regimi islamici dove il patriarcato è ancora in vigore. Dall'altra parte l'ottenimento di un risultato strategico, politico da parte del mondo islamico, di un certo mondo islamico, della fratellanza musulmana, che è una minaccia per l'Occidente, per le democrazie, per il diritto, che sostanzialmente ha come obiettivo quello di disgregare la società occidentale per rimpiazzarla con la forza della cultura e tradizioni legate appunto all'Islam politico. Mentre noi, i nostri giovani, le giovani coppie per esempio, abbandonano le nostre grandi città perché c'è insicurezza, perché costano troppo, per varie ragioni, e dall'altra parte grazie alla sinistra vengono attuate delle politiche che appunto favoriscono chi ha numerosi figli, chi ha in maggiori difficoltà, chi è appena arrivato, chi è considerato una risorsa. Questo lo dicono sempre i sinistri, una risorsa ma in realtà un enorme costo, perché la panzana che vengono qua e ci pagheranno le pensioni, lo sappiamo che è una cazzata pazzesca, non esiste. Non solo non ci pagheranno le pensioni perché il quadro normativo prevede una totale assenza del dovere di pagare le tasse quando ci sono dei redditi che sono molto bassi, e chiaramente la stragrande maggioranza degli immigrati che vengono in Italia, seppur regolari, sappiamo che facendo dei lavori dignitosi ma con degli stipendi molto bassi, sono proprio nell'ambito del non pagare le tasse.
Altrettanto però riescono ad usufruire di numerose prebende pubbliche, penso alla casa popolare, alla scuola gratis, la sanità gratis, i mezzi pubblici e quant'altro che i comuni, le amministrazioni assicurano appunto alle fasce di popolazione con maggiori difficoltà dal punto di vista economico, e questo è esattamente coerente con il loro obiettivo. Dunque l'unione dei due obiettivi politici, la sinistra che vuole disintegrare il modello sociale perché chiaramente mettendo tutti in maniera uguale di fronte allo Stato, quindi i figli sono dello Stato, lo Stato deve dirti come e che cosa insegnare ai tuoi figli, disintegrare il ruolo del padre nell'ambito della famiglia, è esattamente coerente con l'Islam politico. Il problema è che questa sinistra non si rende conto che quando l'Islam politico prenderà veramente il potere, cosa che sta avvenendo appunto in Gran Bretagna, poi i primi a lasciarci la pelle sono proprio quelli di sinistra, quelli dei diritti. Capite, signori? E queste cose i vecchi leghisti le sanno bene, fin dai tempi in cui si lanciava la provocazione, basta kebab, viva la polenta, ma tutto intorno c'era questo pensiero che ora vi arriva in maniera più forte. Ma Alessandro, non ce la farò mai perché sono tantissimi i messaggi WhatsApp, te li condenso per parlarti di una Lega che si sta smarcando, anche secondo i vari massimi franchi dei giornaloni, e dalla linea del centrodestra e del governo, perché ad esempio l'abbiamo visto sulle armi all'Ucraina, sui militari che secondo Crosetto dovrebbero servirci per difenderci dai russi e non per la nostra sicurezza, ma anche, Alessandro, sul Marcosur. Il Marcosur, così l'ha chiamato ieri il capo di Coldiretti Prandini, in realtà praticamente favorirà soltanto i tedeschi, ha dichiarato ieri Prandini sulla Verità. E devo dirti la verità che io ancora non ho capito se questo Mercosur, e quindi questo accordo con i paesi del Sud America, lo abbiamo votato oppure no, perché la Francia avrebbe detto di no, l'Italia ago della bilancia, come al solito, che cazzo, siamo sempre gli ultimi che devono decidere. Cosa ci porta il Mercosur nei nostri piatti? Ma anche ci sono altri settori invece che non vedono l'ora che parta, perché favorirà ad esempio il settore della moda, eccetera. Dobbiamo essere contenti, sorridere così un po' a denti stretti. La Lega non fa i salti di gioia, o no? La Lega assolutamente voterà in ogni occasione, quando ce ne sarà l'opportunità, contro questa che è un atto gravissimo nei confronti della vera economia, di quella che marcia, che ha i dipendenti, che ha le ditte, che ha le aziende, che ha chiaramente l'agricoltura. Perché? Ve lo spiego rapidissimamente. È chiaro che sul fronte della moda, ci sarà un ulteriore sbocco per non solo dei mercati di vendita, e questo è una tesi che poi dovremo comprovare, perché se da un certo punto di vista ci sono dei paesi che sono in grandissima crescita, pensiamo al Brasile per esempio, ma dall'altra parte la stragrande maggioranza dei paesi del Sud America non brillano certo per le enormi ricchezze alle quali chiaramente le grandi case di moda, che peraltro lo dobbiamo sottolineare, oramai ce ne sono pochissime in Italia, visto che la stragrande maggioranza delle grandi case di moda italiane sono finite in mano francese. Ma dall'altro punto di vista, dicevo, uno dei risultati per questi, e qualcuno chiaramente esulta, è quello di poter avere un altro continente addirittura dove poter andare a produrre a costi più bassi sicuramente rispetto all'Italia e all'Europa, ma probabilmente anche rispetto a un mondo, il mondo dell'Estremo Oriente, che per tanti anni ha usufruito del WTO e della mancanza di regole legate al WTO, e che nel quadro geopolitico attuale probabilmente, grazie a Trump, invece adesso inizierà ad avere
qualche problemino, dazi in testa. Quindi qual è il problema? Da un lato c'è tutto il settore dell'agricoltura che chiaramente avrà una grandissima concorrenza da parte di paesi che non sappiamo fino a che punto e a quale livello di controlli riuscirà ad assicurare all'Europa e all'Italia, perché questo ci interessa, quindi agli italiani, la possibilità di avere dei prodotti agricoli che siano conformi alle regole europee. E dall'altra parte c'è la possibilità per le grandi aziende, chiaramente, perché qualcuno esulta anche in Confindustria. Grazie. Anche lì stiamo parlando della possibilità di delocalizzare in paesi dove oggi è impossibile delocalizzare semplicemente dal punto di vista finanziario, perché oggi quei paesi pagano dazio, ma domani non lo pagheranno più. Quindi è esattamente la stessa cosa che è successa con i paesi dell'est del mondo, Cina, Bangladesh, India. Probabilmente verso questi paesi ai quali sto facendo riferimento ci saranno dei cambi dal punto di vista economico proprio legati ai dazi e quindi Trump docet, quindi serve qualche altro continente che possa mettere a disposizione manodopera a basso costo, senza dazi. Eccoti servito il Mercosur, che oggi appunto spaventa gli agricoltori, dovrebbe spaventare i sindacati, ma su questo, come sempre, i sindacati sono più attenti a quello che fa la sera alla mattina un ministro che si chiama Matteo Salvini e a convocare scioperi il venerdì, piuttosto che difendere i lavoratori che dovrebbero essere sì in piazza, ma in piazza non per Maduro come fa la CGIL, ma per difendere i propri diritti e soprattutto il proprio futuro, che viene minacciato anche dal Mercosur. Capite come la Lega da sempre ci ha visto lontano e molte volte ci hanno preso per scemi, ma noi queste cose le immaginavamo e molte volte sono accadute. Regalaci ancora 2 minuti, Alessandro, perché un'altra sensazione forte che io ho avuto quando è stato votato, sono stati votati i poteri speciali per Roma Capitale. Puoi immaginare la faccia che ho fatto? Ho fermato le trasmissioni qui a Radio Libertà e ho parlato solo di quello, non era pensabile. Fin dai tempi, signori, del federalismo, abbiamo dato tutto a Roma Capitale, i decreti attuativi, sì, del federalismo, ma solo per Roma Capitale. Qualcosa si muove, signori, grazie alla Lega che si è fatta sentire, ma soprattutto, signori, a Milano ha detto sì anche il PD e 5 Stelle. Sono sul Libero di quest'oggi. Accordo bipartisan in Consiglio regionale, poteri speciali a Milano, Pirellone in campo per un progetto da sottoporre al governo. Anche PD e 5 Stelle, quasi mi viene da piangere, c'ho i lacrimoni, votano la mozione della Lega che chiede più autonomia per la città. Corbetta, noi favorevoli da sempre, rafforzare il capoluogo aiuterà la Lombardia. Che cosa si sta muovendo, Alessandro? Gli ultimi 2 minuti vogliamo godere. Rapidissimi, Corbetta ha perfettamente ragione, un rafforzamento della Lombardia, ma un rafforzamento del paese. Ricordiamo che Milano e la provincia pagano circa il 10% del PIL nazionale. Quindi, scusate, avere un'amministrazione che riesca ad avere maggiori poteri anche di gestione finanziaria permetterà chiaramente di aumentare i livelli socio-economici della città e dell'intera provincia e della regione e di conseguenza avere anche più soldi per tutti. Detto questo, noi siamo riusciti, grazie all'aver portato Expo 2015, merito del centrodestra, siamo riusciti grazie alle Olimpiadi invernali, merito della Lega appunto, perché le Olimpiadi invernali che si apriranno il 6 di febbraio, come sapete, come i nostri ascoltatori sanno e tu sai, sono solo un merito della Lega. Solo grazie alla Lega ci saranno queste Olimpiadi invernali e gli importanti finanziamenti, infrastrutture ad essa collegati. Insomma, la Lega
sta coerentemente facendo la propria battaglia, che è una battaglia sì di interesse territoriale, ma assolutamente di interesse generale. Ti ringrazio Sammy per questa ulteriore opportunità di parlare delle Olimpiadi, perché ti dico che adesso parto da Milano e vado sul Lago Maggiore, dove incredibilmente siamo riusciti a ideare il passaggio della della fiaccola olimpica su una delle imbarcazioni della Navigazione Laghi, che è l'ente di governo del Ministero delle Infrastrutture, che gestisce il trasporto pubblico locale, e non solo. 12 milioni di turisti l'anno scorso trasportati sui 3 principali laghi del nord, quindi una grande opportunità anche questa di visibilità internazionale. Non so se ci sarà l'uomo gatto, spero ci sia magari una bella sirenetta, della Sirenetta del Maggiore, augurandoci chiaramente che questa sia un'ulteriore prova della buona riuscita delle nostre Olimpiadi. Assolutamente sì, fortunati i villeggianti o i locali che oggi vedranno la fiaccola sul lago. Grazie al sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, buon lavoro. Grazie a te Sammy e buon ascolto. Avete ascoltato